Fermare l'emorragia di medici e operatori sanitari che emigrano verso altre aziende sanitarie vicine che, stando a quanto riferiscono i sindacati, garantiscono retribuzioni più alte. C'è una differenza per ogni lavoratore nei nostri fondi tra i meno finanziati e i più finanziati di 1.000 euro a persona. Chiedono alla Regione di adeguare i fondi contrattuali anche per l'ULSS 6 Euganea ai suoi 6.500 dipendenti che offrono servizi ad un bacino di utenza di 1.500.000 abitanti. Per far luce sulla problematica, i dirigenti sindacali di CGIL e UIL hanno organizzato un flash mob. Che l'ULSS ci dia una mano per la rivalutazione dei fondi contrattuali che sono tra i più bassi del Veneto. A parità di anzianità noi abbiamo i lavoratori qui di questa azienda, hanno 2 o 3 fasce in meno dei colleghi, fasce di progressioni orizzontali, che è stipendio tabellare alla fine che rimane fino alla pensione. Abbiamo una situazione critica, chiediamo anche più posizioni per l'area medica perché anche i medici hanno i fondi da rivedere.